Rete idrica di Agrigento. Nel patto per il Sud hanno dimenticato di inserire 1,5 milioni di euro di fondi per i lavori e la realizzazione dell'opera rischia di saltare ancora una volta. Sembrava tutto pronto e invece a metterci lo zampino è stato un errore nel decreto di inserimento delle somme per le opere da realizzare in Sicilia. All'appello mancano infatti 1.600.000 euro rispetto ai 31.652.000 euro, dei quali oltre 6 milioni a carico del gestore, che sarebbero stati necessari per il mastodontico intervento di ristrutturazione, automazione e ottimizzazione del sistema di conduzione dell'acqua nella città di Agrigento. Sul perché ancora oggi nessuno sa dare risposta, quel che è certo è però che l'assenza di questi fondi sembra stia improvvisamente rappresentando un'opportunità per rallentare tutto. L'Assemblea territoriale idrica infatti avrebbe chiesto alla Regione di valutare se vi possa essere la necessità di far stipulare una specifica convenzione con Girgenti Acque per la realizzazione dell'opera. Non solo, ma si sarebbero anche avanzate le possibili criticità in termini di affidamento diretto degli interventi che in realtà l'ex commissario della Deputazione, Vania Contraffatto, si era già posta rispetto al depuratore di Villaggio Mosè e si sarebbe anche ritenuto necessario rivolgere un quesito sull'utilizzo di queste somme al Ministero dell'Ambiente. Passaggi che ognuno per la propria competenza costeranno mesi di attesa. Questo nonostante Girgenti Acque si fosse già dichiarata disponibile a colmare l'assenza della copertura economica con risorse proprie, recuperando nel contesto di un altro cantiere. Abbiamo detto alla Regione, anche se l'errore non è nostro, siamo pronti ad accollarcelo per far partire i lavori, spiegano dalla società, recuperando queste somme anticipate in un secondo momento.